Mia madre ci mandava a letto presto come faceva ogni anno l'1 di novembre. Andate a dormire, perché questa notte i morti ci faranno visita e vi porteranno i doni. E come al solito, senza alcuna contestazione, andavamo a dormire. Non era affatto semplice prendere sonno, perché il pensiero del mattino successivo bersagliava la mente e quella notte davvero non riuscii a prendere sonno. Infatti, dopo un po' cominciai a sentire i miei genitori che parlavano sottovoce. Non capivo esattamente cosa si dicessero, ma qualcosa stavano combinando. Sentii il rumore delle noci scivolare dentro al cesto, l'incartamento della martorana. Dopo fu solo silenzio. Lì capii che dietro ai doni della festa dei morti c'erano i miei genitori. Non rimasi deluso, perché sapevo, ero sicuro che comunque dentro a quel cesto un regalo l'indomani ci sarebbe stato comunque. Ho continuato a sognare, ho continuato a ringraziare i miei parenti defunti. Ho lasciato che la tradizione facesse il suo corso, anche nel rispetto di mio fratello, di 2 anni più piccolo e ignaro di ciò. Lui credeva ancora nella visita notturna. Il giorno dopo, come di consueto, feci la cerca, presi il regalo desiderato e quel cesto strapieno di delizie da un angolo sperduto della casa. I morti ancora una volta si erano divertiti a nascondere i doni nei luoghi più impensabili. Frutta martorana, castagne, noci, cioccolati, pupi di zucchero. Non dissi nulla, né ai miei genitori e neppure a mio fratello. Già a quell'età sentivo l'importanza di una tradizione. La soddisfazione di averlo capito da me mi faceva sentire più maturo. Nessuna maestra aveva infranto il mio sogno. Cari amici, adesso vi voglio recitare una mia poesia, una poesia a cui sono molto affezionato, una poesia che descrive una parte della mia infanzia legata appunto alla festa dei morti e descrive anche un luogo a cui sono molto affezionato, dove ho trascorso tantissimo tempo della mia infanzia. La poesia si intitola Uscaloneggio. All'angolo da via Santa Costanza ogni anno puntualmente succeria che l'uzzupio, pivvizio o pillusanza bastava marturana e la vennia. All'arba, già infilato in una stanza, a travagliare all'ora si mettia, pusa vutate, l'orologio in panza, sfornava marturana con mascia. Io m'assettava in capo scaloneggio, quasi ogni sera, quando chi potia, sicuro d'aspettare un vasoneggio di lu profumo arzente che ne scia. Quant'era duce d'angolo che era beggio, mi impressionava l'aria, la magia, eppure io essendo un murvuseggio mi stava a gioco, di gioco non mi movia. E dava sfogo a 1000 chiù pensieri, giocando anticchia con la fantasia. Cestini ruci, regali mezzi peri, mi li trovava già davanti a mia. Ci avesse fatto 100 giorni interi, in capo lo scaloneggio di Giavia, ma un ciauro, giunto quasi a 100 peri, pigliunta in casa, poi mi conoscia. Per chi non è di Trapani, comunico che Centaperi, ossia 30 piedi, è un popoloso quartiere dove io appunto abitavo e distava poche centinaia di metri dal punto in cui mi siedevo sullo scalino e
sentivo questo profumo di frutta martorana provenire da quella casa di Luzzu Pio, che era uno zio di mio padre a cui io ero molto affezionato, e lui a sua volta mi voleva bene. Spesso mi faceva entrare per assistere appunto alle operazioni e alle varie fasi di lavoro della frutta martorana che lui ovviamente produceva per poi rivenderla. Sono ricordi che rimarranno sempre dentro di me e che spero di tramandare non solo ai miei figli ma anche alle nuove generazioni, affinché non si disperda questo grande patrimonio tradizionale e culturale della nostra terra, legato appunto alla festa dei morti.